Buongiorno a tutti, siamo qui nel versante meridionale del Gran Monte di Taipana, frazione di Monte Aperta, nei pressi della chiesetta della Santissima Trinità. È un luogo particolare per i serpenti, infatti qui si può rinvenire la quasi totalità degli ovini regionali, eccezione fatta per il serpente gatto europeo, esclusivo dell'area carsica. In questi prati ben falciati, intercalati da piccole formazioni boscose e mureti a secco, sono l'abito ideale per il biacco carbone, che qui si spinge fino ad almeno 1200 metri di quota. Negli stessi ambienti si rinviene anche leggermente affine il colobro liscio, che però raggiunge la linea di cresta. Sempre nei stessi luoghi è presente anche la vipera comune e il saettone, ma mentre la vipera comune pare fermarsi a circa 1400 metri di quota, il saettone raggiunge la linea di cresta. Le pozze, le raccolte d'acqua pittorili ospitano qualche circolare, mentre ai nostri piedi, lungo i pescosi torrenti, è ricada una piccetta stante. Laddove la roccia fiorante è ben presente la temuta vipera dal corno, mentre sopra i 600 metri si trova anche il marasso. La coesistenza di ben 3 specie di vipere è una cosa di grande interesse naturalistico. È proprio nella dorsale Gran Monte, Monte Stoll, assieme ai ricercatori svizzero Konrad Mabert e sloveni Vesna Kafuta e Grija Plancic, si è studiato l'ibridismo fra la vipera Modites e la vipera Aspis. Andiamo ora a conoscere nel dettaglio tutte le specie serpenti del Friuli Venezia Giulia. Cominciamo dalla specie più nota e temuta, il biacco carbone, il cui nome scientifico corrisponde a Hierophis viridiflavus carbonarius. È la specie che certamente annovera più storie e aneddoti che lo riguardano, per lo più falsi. Da giovane il biacco carbone ha una bella livrea grigiastra costellata da macchie bruno-rossicce e decorazioni vivacee in area cefalica. Man mano che cresce, la sua colorazione diventa sempre più uniforme e sopra i 110 cm di lunghezza diventa completamente nero. I sessi sono simili. La maggior parte degli adulti raggiunge una lunghezza compresa fra i 120 e i 130 cm, sebbene non di rado possono superare anche i 140 cm. Esemplari al di sopra del 1,5 m vanno considerati estremamente rari. Le squame di questa specie sono lisce. Una caratteristica utile per distinguere soprattutto i giovani, che possono essere scambiati per altre specie, è l'osservazione delle squame iperoculari, che sono 2, una più grande superiormente e una piccolina inferiormente. È molto adattabile e può essere rinvenuto in una molteplicità d'ambienti, in zone costiere, in tutta la pianura, nell'area carsico-collinare, nelle prealpi fino ad infiltrarsi nelle velate alpine più idonee, dal livello del mare fino a 1200 metri di quota, almeno. Si nutre soprattutto di lucertole, ramarri, orbettini, altri serpenti, incluse le vipere, ma anche di anfibi, uccelli fino alle dimensioni di un passero e mammiferi fino alle dimensioni di un giovane ratto. Ha diversi predatori, soprattutto cani e gatti domestici, ed è la preda d'elezione nell'area meridionale del biancone, la famosa aquila dei serpenti. È noto con diversi nomi locali, come charbon, charbon, biscarbon, carbonaz, ma è sempre la stessa specie. Ecologicamente affine al biacco carbone è il colobro liscio, nome scientifico Coronella austriaca. Come il biacco carbone ha le squame lisce, ma una taglia decisamente più piccola, ben di rado supera i 60 cm di lunghezza. Le femmine hanno una colorazione di fondo per lo più grigiastra, mentre i maschi brunastri. I giovani si distinguono poco dagli adulti, se non per le ridottissime dimensioni. Vive in una molteplicità d'ambienti, sebbene laddove sia presente il biacco, suo antagonista e predatore, cerca microambienti a lui più favorevoli, come zone umide o massicciate ferroviarie. È diffuso in tutta la regione, ma in realtà è molto raro e localizzato nell'area carsica, in pianura e nella fascia collinare.
diventa più frequente sopra i 300 metri di quota, raggiungendo almeno i 1900 metri sulle Prealpi Carniche. Si nutre soprattutto di lucertole, orbettini e di altri serpenti, non di rado anche di nidiaci d'uccello e neonati di roditori. Molti sono i suoi predatori, fra cui, come già detto, il bianco carbone. Di fatto è una specie non nota al grande pubblico, quindi è privo di un nome specifico, semplicemente indicato quando va bene con il nome di sirpint, serpente, quando non di rado scambiato per una vipera. Si sottolinea comunque come questa specie sia totalmente innocua per l'uomo e per gli animali domestici. Il settone, o Colubro esculapio, nome scientifico Zamenis longissimus, è la specie di serpente autoctona che mediamente raggiunge le dimensioni maggiori, non di rado infatti supera i 150 cm di lunghezza. Fin dall'epoca preistorica, nelle popolazioni di origine europea, questa specie ha rivestito un ruolo di simbolo di salute e sanità pubblica, tant'è che ancora oggi la sua effigie compare nella simbologia della classe medica, dei farmacisti e nell'area dell'emergenza sanitaria. Da giovani, i saettoni hanno una livrea che ricorda moltissimo quella dell'anticiclo collare. L'osservazione del numero delle squame pre- e postoculari fugge ogni dubbio. Nel settone abbiamo una grande squama preoculare e 2 squame postoculari. Gli adulti hanno una livrea quasi uniforme, con le parti verso la testa chiare, giallognole, che si fanno più scure verso la coda. In realtà questa specie ha un'ampia variabilità cromatica, che può variare da esemplari molto chiari, quasi biancastri giallognoli, ad esemplari che sembrano quasi scuri, neri, melanici, altri ancora grigiastri, altri ancora quasi verdastri. È un serpente agile, che si arrampica volentieri anche sugli alberi, ama gli ambienti cottonali, ma anche i boschi aperti. È diffuso in tutta la regione, sebbene sia molto localizzato nell'arco alpino interno. Dal livello del mare può raggiungere i 1600 metri di quota nei versanti meridionali della fascia prealpina. Preda soprattutto mammiferi fino alle dimensioni di un ratto e uccelli fino a quelle di un merlo. È ricercato da molti predatori, in particolare dal biancone, l'aquila dei serpenti. In Friuli è noto con il termine di magne, che forse deriva dal latino magnus, che sarebbe ad indicare appunto un animale di grandi dimensioni. La natrice dal collare, nome scientifico Natrix natrix, è il serpente più diffuso e frequente nell'Italia nord-orientale. Questa specie ha una grande varietà cromatica, con un colore di fondo che varia dal bruno al grigio. Negli esemplari costieri e planiziali sono spesso presenti 2 linee dorsali giallognole, attribuibili alla varietà persa. Non di rado possono essere completamente nere. Le femmine sono più grandi dei maschi, sebbene di rado superano i 120 cm di lunghezza. Le squame di questa specie sono carenate. Squame che devono essere tenute in seria considerazione ai fini diagnostici sono quelle cefaliche, in particolare una grande preoculare, 3 postoculari e 7 sopralabiali. Da notare che la terza e la quarta squama sopralabiali sono in contatto con l'occhio. È una specie molto adattabile e vive dal livello del mare fino ad almeno 1900 metri di quota sulla catena carnica. Quando sono giovani, le lentiggini dal collare si nutrono prevalentemente di larve di anfibi, mentre gli adulti, degli anfibi per lo più metamorfosati, di pesci e talvolta anche di piccoli mammiferi. Ha molti predatori, in particolare diverse specie di uccelli come gli aironi e le cicogne. In Friuli è spesso erroneamente chiamata come madrak o madrak d'acqua, ma in realtà il nome più appropriato dovrebbe essere
Bisdaghe. Anche questa specie viene molto temuta, in particolare dai pescatori. In realtà è una specie del tutto innocua e inoffensiva, ma è mordace e condivide con la congenere natrice tessellata una sorta di pantomima di difesa, ovvero si finge morta fino a vomitare l'ultimo pasto ed emettendo feci maleodoranti. Tale atteggiamento, ovvero quello di fingersi morta, viene chiamato correttamente con il termine di tanatosi. La natrice tessellata, nome scientifico Natrix tessellata, è simile alla specie precedente, sebbene più legata ai fiumi, ai torrenti e alle specchie d'acqua in generale. La colorazione di fondo varia dal bruno al grigio. Ben più rare sono gli esemplari melanotici o melanici. Gli adulti normalmente non superano i 90 cm di lunghezza, con le femmine mediamente un po' più lunghe. Anche in questa specie le squame sono carenate. A livello encefalico possiede 2 squame preoculari e 3 postoculari, 8 squame sopralabiali, di cui solo la quarta è in contatto con l'occhio, a differenza delle natrici del collare, dove sono in contatto con l'occhio la terza e la quarta. Vive nei torrenti e nei corsi d'acqua, nelle lagune, nelle zone costiere e nei bacini lacustri pescosi di tutto il territorio regionale, dal livello del mare fino a circa 1000 metri di quota. Si nutre soprattutto di pesci, ma anche di anfibi e raramente di piccoli mammiferi. Viene predata dagli uccelli acquatici, in particolare dagli aironi. È facilmente scambiata per una vipera. Non a caso viene spesso chiamata col termine di madrak, sebbene il suo nome comune dovrebbe essere più correttamente analogo a quello della natrice del collare, bisdaghe. Anche questa specie, come la natrice del collare, per difendersi dai nemici assume l'atteggiamento della tanatosi, ovvero il fingersi morta. Il serpente gatto europeo, nome scientifico Telescopus phallax, è un serpente agile e slanciato, dall'aspetto grigiastro con macchie scure. È l'unico colobo regionale che possiede pupille a sviluppo verticale, in modo simile a quello delle vipere. Sebbene sia dotato di ghiandole velenifere, è del tutto innocuo per l'uomo. Raggiunge una lunghezza di 70 cm. È noto da diversi decenni nella provincia di Trieste, ma recentemente rinvenuto, con popolazioni riproduttive, anche nel Carso Goriziano. Vive sia nelle zone costiere che interne, dal livello del mare fino a 250 metri di quota. Si nutre soprattutto di lucertole. Visti i suoi costumi particolari notturni, ha un basso numero di predatori. Di fatto è una specie non nota ai locali, per lo più scambiato per una vipera. La vipera del corno, nome scientifico Vipera amodites, è la specie più temuta e anche il serpente più famoso e famigerato del nord-est Italia. È facilmente riconoscibile per l'idea bruno-grigiastra in cui si evidenzia una linea zizzagante scura, definita greca, lungo tutto il corpo e soprattutto per avere una pendice evidente all'apice del muso, che le dà il nome, il cornetto appunto. Alcune femmine possono manifestare una livrea rossastra, sempre con una linea zizzagante più scura. Raramente supera gli 80 cm di lunghezza. Vive prevalentemente nelle zone rocciose, nelle pietraie, della fascia alpina e dell'altopiano carsico, dal livello del mare fino a circa 1600 metri di quota.
Si nutre prevalentemente di piccoli mammiferi, ma non di rado anche di uccelli e lucertole. Sebbene non sia particolarmente agile, non di rado si arrampica in cespugli contorti per tendere agguato agli uccellini. Ha un basso numero di predatori, probabilmente anche per via dell'habitat difficile in cui vive. È nota con il nome di lipare del Quar, ma nelle zone di confine anche con il nome sloveno di Modras. È una specie protetta che rientra negli allegati 2 e 4 della direttiva Habitat. La vipera comune di Redi, nome scientifico Vipera aspis francisci Redi, è un serpente da corpuratura tozza e manifesta una livrea che ricorda quelle delle penne caudali di un fagiano maschio. I sessi sono simili e la testa è ben distinta dal corpo, pupilla a sviluppo verticale e squame carenate. Eccezionalmente può superare una lunghezza di 80 cm. Una particolarità tipica di questo vipereide è l'avere l'apice del muso rivolto all'insù, verso l'alto. È diffusa soprattutto negli ambienti cotonali prealpini, delle Prealpicaniche e Prealpi-Giulie, mentre nelle zone planiziali sopravvive con poche esentate popolazioni nei residui boschi planiziali e nelle torbiere. Vive dal livello del mare fino ad oltre 1400 metri di quota. Si nutre soprattutto di piccoli mammiferi, ma all'occorrenza anche anfibi, uccelli e lucertole. Ha numerosi predatori, in particolare il biancocarbone e il gatto domestico. In friulano è nota con il termine di lipare. Nell'area planiziale, con la lucertola carniola, è il rettile a più serio rischio di estinzione. Il marasso, nome scientifico Vipera verus, è la classica vipera di montagna. È la specie di vipera nostrana con la più elevata variabilità cromatica. Per lo più i maschi sono grigi e le femmine bruno-rossicce, ma presentano sempre una linea zizzagante scura lungo il dorso, talora spezzata. A quote medio-alte non di rado possono essere presenti esemplari completamente neri, sia di sesso maschile che di sesso femminile. Si tratta di un adattamento alle difficili condizioni degli ambienti alpini e tale livrea sembra aiutare gli animali ad avere una migliore termoregolazione. A differenza delle due vipere precedenti, non ha la testa ben distinta dal corpo e alcune squame cefaliche sono di dimensioni maggiori. Un'altra particolarità del marasso è l'avere il muso arrotondato. Il marasso si trova sull'arco alpino a partire dai 600 metri di quota e riesce a sopravvivere in una grande variabilità di habitat montani, dalle umide torbiere fino alle secche pietraie. Si nutre prevalentemente di piccoli mammiferi, ma anche di anfibi e di insetti. È cacciata da numerosi predatori, inclusa la possente aquila reale. È largamente noto sulla nostra montagna con il nome di madrak. I serpenti, ancora nel XXI secolo,